Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, siamo su Valentino Rossi Le Game Fioi, siamo alla settima tappa del mondiale, ci controlliamo per sicurezza. Allora, Qatar 1, Argentina 2, Austin 3, Jerez della Frontera 4, Le Mans 5, Mugello 6, settima tappa ragazzi, settima tappa del mondiale, Catalogna, gara strafavorevole e qua ragazzi possiamo portare a casa il primo trofeo di Sara, il pippone obeso, che chiaramente qualcuno mi ha chiesto ma solo la prima volta c'è il pippone con l'Atric? No ragazzi, quando c'è l'Atric ci sarà sempre il pippone della nostra Sara, quindi vai per conquistare il primo trophy, che è quello più semplice diciamo, però lo devo portare a casa, qua tutto a posto. Ok raga, ci becchiamo dopo le qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Ragazzi, arriva la pole position cumendiana e si avvicina il trofeo. Diciamo che la pole position l'abbiamo fatta per 50 millesimi, 5 millesimi se non mi ricordo, veramente per pochissimo comunque. Veramente me la sono goduta. 5 decimi forse, boh, vabbè. Comunque ragazzi siamo in pole, adesso dobbiamo portare a casa vittoria e giro veloce. Dai, speriamo raga. Vai ragazzi, andiamo. Sono molto speranzoso di portare a casa una vittoria. Dai Cuba. Noi abbiamo vinto due gare, vediamo di portare a casa anche la terza. Vai Comendino, questa è la gara proprio non favorevole di più, è la de gara comendiana. Vai vecchio mio, attenzione subito per non arrivarmi in culo, calma ragazzi, gran calma. Ma qua pittura il Cume. Il Cume ha voglia di pitturare signori. Il secondo giro penso sia fondamentale per il fastest lap, perché il primo è chiaramente impossibile, il terzo ho problemi di, come si dice, della stamina del pilota, quindi il secondo, ecco qua vado un po' largo, attenzione Cuba, guarda che non siamo in una categoria dove ho vinto sicuro, dove la vittoria è sicura, infatti ho fatto la pole per pochissimo. Dai Comendino. Dobbiamo fare un secondo giro da fenomeno ragazzi, voglio sto stronzo di trofeo. Così almeno dopo ci siamo tolti il primo. Vai Comendino, vai Comendissimo. Tanto un saluto a Salom. Questa purtroppo è la gara che nessuno ha voglia di commentare, nessuno ha voglia di ricordare. Una cosa veramente ingiusta, indescrivibile, indefinibile. Una cosa senza senso purtroppo. La pista non è stata cambiata chiaramente qua nel gioco. Veramente non ha senso un saluto ecco in questa maledettissima curva. Ciao Salmone, io ti voglio ricordare così. Troppo belle le sfide con Vino e Gattosino e Salmone. Il trio delle meraviglie. Vai Fioi, adesso pensiamo alla nostra gara. Siamo primi abbastanza tranquilli, qua lo sappiamo, insomma TC si è spento chiaramente ormai. Diciamo, insomma, ci manca, ecco, se il discorso del cambio, però cioè, sinceramente è più normale forse nelle macchine, ma oddio sto sbagliando il secondo giro, aspetta un attimo. Però non so, visto che il cambio nelle MotoGP se non erro sui piedi, come cazzo cambia? Cioè, boh, mi sembra più un casino che altro, sinceramente. Piuttosto, se c'è la carena, la automatica. Però, cioè, il cambio, onestamente, non saprei proprio come fare. Dai, come regalami il fastest. Regalami il fastest. Finché non ci sarà la classifica finale, comunque la vittoria non può non essere nostra ragazzi, cioè in Catalogna anche con la Mahindra secondo me portavamo a casa la vittoria, ma quella nostra pista raga. Molto bene, signori de Cume. Ho frenato troppo, cazzo. Speriamo bene. Dai, cioè, soprattutto tutta Catalogna è in attesa ragazzi, anche Sara è in attesa. Sì, non di un bambino ragazzi, perché purtroppo ancora non ho timbrato
Per quello, insomma, lo sappiamo, dobbiamo vincere 10 gare. Cosa un po' difficile, però ci proveremo, insomma. Vai, comandino. Ok. Vediamo se qualcuno mi strappa il fastest lap. No, l'ho presa male, ma puttana miseria. Non lo so. Non lo so. Vediamo. 50, 51, 52... 1.53,9, non è un gran tempo, eh. Vediamo il giro record. Non me lo dà, non posso guardare. Devo provare a migliorarmi nel terzo. Giro veloce di veneziano. Grande Kuma, cerchiamo di migliorare, dai che siamo vicini all'impresa. No! No, l'erbaccia. No herba, no party. No, lungo come un porco. Lungo come un porco. Ah. Dobbiamo sperare che nell'ultimo giro non ci sia qualcuno che mi superi. Porca puttana. Ma sarà molto duro a migliorare il giro. Purtroppo la stamina è al minimo, ragazzi. Anche le temperature sono alte. Attenzione. Ci sono più scodate. Sì, faccio più fatica. Vedi, questa è una cosa bella, però, vedi. Hanno messo una cosa bella. Bravi quelli della Milestone. Bravo comandino. Beh, il dominio totale lo sappiamo in Catalogna, così non c'è niente da fare in Catalogna, il Cume regna. Il Cume comanda. O il Cume comanda. Very good. Tutto il pubblico in piedi per celebrare un nuovo fenomeno, signori, un nuovo fenomeno. Il signor Comandone veneziano che forse si porta a casa anche il primo trofeo. Forse arriva la pippa da Sara. Speriamo, ho bisogno di una pippetta per risvegliare i sensi comendiari. E intanto veneziano va a vincere. Bello come il sole di notte. Vai Come, vai Come. Terza vittoria, terza vittoria. Terza vittoria. Yes! Yes! E adesso vediamo se sentiamo il rumorino del trofeo. Vi prego. Oh, rumorino del trofeo! Hat-trick comendiano, eccolo qua in sovraimpressione. La pompa di Sara, la pippa di Sara. E si gode, ragazzi. Hat-trick comendiano e siamo quarti anche. E siamo solo a meno 21, eh. Mamma mia che cube. Grande veneziano. Grandissimo. Vittoria fenomenale, trofeo. Che bellissimo il trick. Pippetta di Sara, ragazzi. La pippa di Sara e me la godo. Ragazzi, volevo portare la modalità rally, però ho visto che sono proprio una pippa, devo imparare un attimo perché non capisco dove cazzo devo andare, cioè, proprio, boh, ho un tracciato un po' così. Allora, visto che la pippa di Sara mi ha un po' scombussolato e stancato, portiamo la qualifica e nel prossimo video ci spariamo il... Poi ci facciamo vedere un po' anche la qualifica, cazzo, che non ne ho mai fatte vedere. A sto punto facciamo così, finché non imparo bene su certe modalità, raga. Ecco, se c'è dopo il drift ce la spariamo insieme. Però rally tra tutte è quella che vado peggio, forse anche del flat track. Proprio a volte mi arrivano delle chicane che non capisco dove cazzo devo andare, cioè... Sono quelle cose un po' curiose della vita. Allora, già, ci spariamo la qualifica di Assen e la gara ce la spariamo nel prossimo video. Voglio anche gustarmelo sto Valentino Rossi Le Game. Non voglio bruciarlo come magari con gli altri episodi che finivo la prima stagione già in 3 giorni, mi sembra un po' esagerato. E poi oggi insomma giornata di trofeo, quando c'è la giornata di trofeo il resto non conta più, c'è solo questo, sono anche stanco ragazzi perché la mia età ha anche una pippa il suo perché. Qua siamo nell'università della moto, delle moto. Allora siamo sempre così, qualifica. Speriamo bene ragazzi, ad Assen andiamo avanti. E Navarra è il re delle pole. Ok. Dai, andiamo a fare sta cazzo di qualifica. Andiamo così proprio, vai. Assa è una gara favorevole teoricamente, però non si sa mai. Oggi ho voglia di far vedere un po' la qualifica, qua devo stare un po' attento ai tagli perché basta poco. Vai.
Cominciamo, vediamo come andiamo ad Assen, che non da un bel po' che non giriamo ad Assen. C'è anche traffico, porca troia. Va il coglione, mi fa perdere tempo quel rincoglionito. Adesso ragazzi, a ogni altri che pippona, mamma mia, però è il trofeo che conta. È la prima volta non si scorda mai, raga. Molto. No, ma che cazzo sto dicendo? Mamma mia. Ho anche bagnato le ruote, cazzo. 1,5 di ritardo, non stiamo girando bene. Il cume non c'è. Ricordo che ho solo 2 tentativi, io mi do solo 2 tentativi, ragazzi, quindi possiamo fare 3, magari, visto che sto registrando, vediamo, 1 e 3. In qualifica sono molto rigido io. Il cume è rigido. Anche prima ero rigido con Sara, però va bene, dai. Cazzo, speriamo di vincere tanti campionati, cazzo. Quest'anno vorrei vincere tutti e 3 comunque, quindi anche metti che potrei fare l'ultimo anno come ho fatto con MotoGP 13. Serie storica, veramente. Madonna, che male che sto girando, raga. No, Assen adesso non sembra tanto andare. Abbiamo il punto favorevole al cume. Un po' largo, però va abbastanza bene, dai. Buono. Vediamo. 51, 52. Decimo. Dai, secondo giro, ultima possibilità, raga. Faccio sta cosa, raga, proprio per... Io non volevo fare 2 gare oggi, proprio per sopperire all'evento rally, che dopo non sarà il caso di portarlo perché è proprio una prestazione alquanto ridicola. Voglio impararlo bene, tanto ci saranno tantissime altre possibilità, perché penso che ogni anno ci sarà rally e queste stronzatine qua. Niente. No, non ci siamo ad Assen, non ci siamo. Stiamo girando male, cazzo. Stiamo girando veramente da cioccolatai. E la cosa non mi va giù. No, lento, poi mi sono proprio impiantato male. 1 e 3 sempre, vediamo nella parte favorevole del cume. 2 giri, oh ragazzi, 2 laps. Sempre 2 giri mi sono dato io, anche quando non leggi. No, come, ma non puoi fare ste curve, però. Non sono accettabili. Qua ho perso tantissimo, secondo me. Faremo più di 2 secondi. A occhio. Infatti 2-4, come non sbaglia, chiaramente. Poi devo tirare come un porco. Però 2 secondi non li recupero. È proprio impensabile recuperarli. Qua devo andare a manetta. Un po' tagliato forse, ma... Vabbè. 10° posto, ragazzi. Sarà una gara dura, proprio non ci siamo. No. Assen di quest'anno non va. Cazzo, 16... No, però 16esimi no. Mi do l'ultima possibilità, dai. Puttana merda. Dobbiamo prendere così. Però più veloce, chiaramente. Dopo qua non così, vabbè, dai. Adesso ce la ragioniamo. La pista si è asciugata probabilmente, vai. Ce la possiamo fare. Devo arrivare con un distacco non elevato all'ultimo settore. Proprio... non capisco. Se è stata una gara favorevole, porca puttana. Siamo ancora discontinui. È normale. Niente, proprio sta curva proprio non la prendo per niente bene. Non c'è nulla da fare.
Mamma mia, non può una pippa ridurmi così, però. 8 decimi. Dai, Cumendino, dai, piccolo Cume. Qua stiamo andando bene. Adesso stiamo girando. 3 decimi, però questo è un settore pericoloso per il Cume, il settore dove il Cume va peggio. Dai, Cumendino. Dai, piccolo Cume. Per la nostra saretta. Per i nostri cumendiani, per le ragazzette che amano il manubrio. Sono un po' gelosi di Sara, ma quest'anno va così, raga. Adesso devo recuperare qua, devo recuperare qua. No, c'ho traffico. Ma porca troia. Proprio la chicane, c'ho traffico, fuori dei maroni. Vabbè, però, vaffanculo, ma dai. Non ci credo. 49, 50. Quarto. Quello stronzo davanti mi ha fermato. Dai, quarto posto, non è pole, ma va bene. Quarto posto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Arrivano bei soldoni. Buono. Le abilità aumentano. E niente, raga, un saluto dal Comune Veneziano. Nel prossimo video la gara di Assen e 2 gare, chiaramente. Le solite 2 gare, poi dipende se non so, il calendario se propone altre sfide di Valentino. Comunque, dai, ci siamo. Il primo trofeo di Sara del Road to Sara è arrivato. Ne mancano 2 e poi chissà, perché Sara ci può sempre stupire. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!